Domani il vertice dei partiti di maggioranza in regione dopo l'attacco alla sanità del ministro Ciriani. Al centro il possibile rimpasto. Dreosto, valuteremo. Savino, Riccardi, insostituibile. Ho seguito le regole, non sono Ponzio Pilato, così Porro, presidente della sesta commissione che ha licenziato la variante sulla cabinovia fra le contestazioni del Partito Democratico. Da Ponziana a Borgo San Sergio, locali e supermercati della periferia di Trieste nel mirino dei ladri, 3 colpi notturni, visitato una trattoria, una pizzeria e un supermercato. Corteo per la chiusura del CPR di Gradisca. Quella struttura è una ferita aperta, secondo Rifondazione Comunista, 5 Stelle e le altre associazioni che hanno partecipato. E la CGIL suona la carica per il sì ai referendum. Il sindacato appoggia i quesiti anche per una questione di genere. La segnalazione: siamo infestati dalle pantigane, l'allarme lanciato dai residenti di Via del Veltro che hanno chiamato Tele4 per lanciare il loro appello al comune di Trieste. Successo al Verdi per il Rigoletto con il baritono Ekbat protagonista e acclamato maestro Oren sul podio. Buonasera e ben ritrovati all'edizione serale del telegiornale di Tele4. Si terrà domani, domenica 18 maggio, il vertice fra i segretari dei partiti di maggioranza di centrodestra che governa la regione Friuli Venezia Giulia per affrontare il tema del possibile rimpasto della giunta regionale dopo la nuova spaccatura apertasi fra Lega e Fratelli d'Italia. Sentiamo. Si terrà domani pomeriggio, domenica 18 maggio, online alle 14, il vertice della maggioranza di centrodestra che governa il Friuli Venezia Giulia per affrontare la nuova spaccatura apertasi fra Fratelli d'Italia e Lega che mette nel mirino anche l'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi, esponente di Forza Italia. Nervi tesi tra i due partiti principali sulla scia dei casi scatenatisi nei mesi scorsi su piano oncologico e terzo mandato. Ad innescare la bagarre stavolta le parole del ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che ha duramente criticato i ritardi del cantiere del nuovo ospedale di Pordenone, parlando di inaugurazione per finta della nuova struttura, parole che hanno imbarazzato non poco il governatore Fedriga, anche perché proferite da un esponente del governo. Il primo a intervenire sul tema nello specifico è stato Carlo Bolzonello, consigliere regionale della lista Fedriga. Ma vi sembra normale che ci sia questa polemica sul trasferimento dall'ospedale vecchio all'ospedale nuovo? Quasi a dare l'idea che in questi mesi non ci si curi più a Pordenone. Il caso però si è fatto in breve politico, con l'assessore regionale alla sanità che avrebbe addirittura affermato di essere pronto a rimettere sul tavolo il proprio mandato nel corso della riunione di giunta regionale di ieri, qualora ci fosse qualcuno in grado di farsene carico all'interno di Fratelli d'Italia. Sul tema dunque le parole della coordinatrice regionale Sandra Savino. Così delle esternazioni da parte del ministro, che proprio per il suo ruolo, tra l'altro, lui è ministro dei rapporti col Parlamento, dovrebbe essere quello che in realtà cuce, media, pondera, deve mettere tante anime, tante situazioni d'accordo. Sì, mi risulta un po' strano, no? L'ipotesi di un rimpasto è un'ipotesi che va, secondo me, a danno dei cittadini. La capacità dell'assessore Riccardi di avere una visione anche, se vogliamo, pro futuro della nostra sanità è un lavoro sicuramente di composizione, di mediazione, è un lavoro molto difficile, però è un lavoro che credo sia in questo momento l'unico in grado di portare avanti. E sull'ipotesi di rimpasto della giunta regionale, qualora i meloniani volessero prendere in mano la sanità, su cui il numero 1 regionale Rizzetto non ha voluto esprimere un commento prima del vertice di domani, ha risposto invece il leader regionale del Carroccio, Marco Dreosto. Quante possibilità che domani si arrivi veramente a un rimpasto, all'ipotesi di un rimpasto in giunta? Ma è evidentemente una delle ipotesi che è stata posta sul tavolo. È necessario sicuramente fare un chiarimento rispetto a quelle che sono state fatte le dichiarazioni da parte di Ciriani e l'incontro che faremo è proprio propedeutico a vedere quale sia la soluzione per non mettere in difficoltà, come è stato fatto, una maggioranza che sta lavorando bene su tanti temi, anche su quello della sanità, che sappiamo essere un tema estremamente complesso su cui esiste un tavolo permanente. Rammarica il fatto che il ministro Ciriani sia uscito con quell'intervento e a quel tavolo non abbia mai partecipato. Focus sulla politica triestina. Ho seguito le regole previste per la commissione comunale, così Salvatore Porro, presidente della sesta commissione, sul caso della commissione censurata sulla cabinovia, secondo il Partito Democratico.
L'opposizione però appunto adesso l'accusa di comportamento antidemocratico, come già era successo appunto con il Presidente del Consiglio Panteca, è pronto a vedere anche il prefetto, insomma. Ripeto, l'opposizione fa l'opposizione e che più che antidemocratico sono stato etichettato come Ponzio Pilato. Dice ti lavi le mani, io chiedo il parere al segretario del Consiglio Comunale. Il dottor Giunta è arrivato sul posto subito, ha letto lo statuto e no, si può andare in votazione. Non ho fatto il Ponzio Pilato. Così Salvatore Porro, presidente della Sesta Commissione Comunale, tacciato di comportamento antidemocratico nei confronti di opposizione di centrosinistra e cittadini per aver fatto licenziare la variante sulla cabinovia, passandola quindi all'esame del Consiglio Comunale senza un adeguato dibattito e una discussione corposa sulle oltre 3.000 osservazioni pervenute al Comune di Trieste, tanto da far richiedere l'intervento del prefetto di Trieste da parte del Partito Democratico, come annunciato a Ring dal consigliere Barbo. Autorità preposte, perché questo dobbiamo fare a questo punto. Cioè? Intanto abbiamo chiesto appuntamento dal prefetto, perché questo lo posso dire apertamente, perché riteniamo che la gestione dell'Aula, e siamo preoccupati anche di questo, possa avere delle ripercussioni su quelle che sentiamo è l'umore fuori dall'Aula. Dunque, nello specifico, la spiegazione dello stesso Porro. 3.136 osservazioni e opposizioni, e quelle chiedevano l'opposizione di discutere in quel giorno, era impossibile. Per esempio, la collega Pucci ha illustrato una sola opposizione, ci ha impiegato 18 minuti. Poi la risposta dell'ingegnere Della Betta 10 minuti, sono 30 minuti. Immaginiamo noi, immagini i cittadini, 3.136 opposizioni che avremmo finito l'anno prossimo. Hanno chiesto di rinviare alla Commissione in attesa della sentenza del TAR. Io ho chiamato il segretario generale ha letto lo statuto del Comune di Trieste e ha detto che prevede la votazione. Ho messo in votazione la proposta di collega Barbo e la terza è stata bocciata. La delibera è stata licenziata per l'Aula. Ancora botta e risposta sul tema della cabinovia fra il consigliere comunale di adesso Trieste Riccardo Laterza e l'assessore alla pianificazione territoriale del Comune di Trieste Michele Babuder. Questo tentativo sconsiderato e fuori dalle regole del Comune di far passare un finanziamento pregresso del Ministero dell'Ambiente come possibile compensazione della realizzazione appunto dell'Ovovia ha portato almeno ad oggi alla perdita di €500.000 che avrebbero dovuto finanziare degli interventi nella riserva della biosfera di Miramare. Fondi del Ministero dell'Ambiente saltati per il tentativo di trasferire il denaro a beneficio della cabinovia. È l'attacco di Adesso Trieste che prende in esame una delibera della Giunta di Piazza con la quale si è proceduto alla rinuncia del finanziamento. La civica si chiedeva perché il Comune e l'area marina di Miramare non avessero trovato l'accordo per procedere con le due opere, l'efficientamento energetico della scuola di Borgo San Nazario e la gestione forestale sostenibile a favore delle specie autoctone nell'area della Napoleonica. Invece, continua la nota di Adesso Trieste, si è scoperto che alla base della perdita del finanziamento c'è il tentativo dell'assessore Babuder di inserire una clausola nella convenzione per far figurare il secondo intervento come compensazione ambientale per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile, ovvero, conclude la nota, l'Ovovia. Una gravissima responsabilità politica, sottolineo che la delibera è stata proposta dall'assessore Babuder, lo stesso che sta portando in aula con dei tempi serratissimi e senza alcun confronto la variante appunto stessa sull'Ovovia. Carte alla mano risponde l'assessore Babuder che rimarca come nel documento non venga fatto alcun riferimento alla cabinovia. Stiamo parlando di finanziamenti il cui beneficiario primario era la riserva marina di Miramare, documentazioni che riguardano il 2024 che hanno coinvolto anche il Comune, attraverso il quale sono stati dati degli indirizzi progettuali. Questi indirizzi progettuali, così come li avete riportati, corrispondono al vero, ma non è assolutamente vero che si sono persi fondi a beneficio della cabinovia. In una convenzione che si sarebbe dovuta stipulare per quei due interventi richiamati in premessa, il Comune di Trieste ha proposto di considerare il secondo intervento anche come misure compensative di altri interventi dell'amministrazione comunale. Nello specifico poteva essere il Porto Vecchio, quindi per le bonifiche del Porto Vecchio, potevano essere successive interventi sulla riqualificazione di Barcola,
potevano essere in ipotesi anche interventi sulla mobilità, ma da nessuna parte è richiamato mai il nome né Ovovia né tantomeno Cabinovia. Guardate cosa abbiamo scoperto sul Carso lato sloveno con le prossime immagini, i cartelli che portano di fatto al Museo Vivente del Carso lato sloveno, la ciclabile Basovica Sesana, tutti i cartelli segnati dal cognome Resinovic, un chiaro richiamo al caso di cronaca che ha sconvolto Trieste negli ultimi 3 anni, ma in realtà tutta Italia. Praticamente quasi tutti i cartelli di questi sentieri che portano in varie direzioni verso altri sentieri, bellissimi paesaggi, peraltro grotte sotterranee, sono stati segnati appunto dal cognome di fatto di Liliana, la donna trovata senza vita più di 3 anni fa nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Ignoto ovviamente l'autore del gesto, peraltro appunto oltre all'atto vandalico in sé di deturpare dei cartelli e comunque di scriverci sopra, anche insomma inquietante il riferimento al noto caso di cronaca triestina che in realtà insomma, è sulla bocca di tutti a livello nazionale. Continuiamo con la cronaca dal rione di Ponziana a quello di Borgo San Sergio. Altri 3 colpi nella notte, colpita una trattoria, una pizzeria e un supermercato, colpite dai ladri. Cresce quindi ulteriormente la preoccupazione fra gli esercenti, stavolta nel mirino non più il centro città ma la periferia di Trieste. Non c'è pace per i locali e gli esercizi commerciali a Trieste. Blitz dei ladri alle prime luci dell'alba nella trattoria Marea di via Rosani a Borgo San Sergio, nella vicina pizzeria Modesto e nel supermercato Bosco di via Orlandini. In tutti e 3 i casi però i malintenzionati sono stati ripresi dalle telecamere. Immagini consegnate ai carabinieri che stanno indagando per risalire all'identità dei ladri. Nella trattoria di Borgo San Sergio si vede un uomo con il volto coperto che alle 4:10 del mattino spacca una vetrata per entrare all'interno del locale. Il malintenzionato si è diretto alla cassa, all'interno della quale però non c'era denaro. Quindi l'uomo è andato via, dirigendosi subito dopo alla vicina pizzeria Modesto. Il malintenzionato ha tagliato una tenda di nylon per fare ingresso nel locale, così dalle immagini delle telecamere. In questo caso non è chiaro a quanto ammonti il bottino. Nell'altro episodio al supermercato Bosco, sempre all'alba, il furto è stato consumato. Anche qui però, come detto, è entrata in gioco la videosorveglianza a fare chiarezza su quanto successo. Dalle immagini si vedono degli uomini forzare la porta sul retro dell'esercizio commerciale per poi rubare dalla cassa 200 euro. Un'altra segnalazione è segnalata la presenza di un camionista straniero che camminava in superstrada ex grande viabilità triestina trascinando una valigia modello trolley. L'episodio è avvenuto questo pomeriggio sul tratto in direzione Galleria di Servola. Stupiti del fatto e della sua pericolosità, alcuni automobilisti hanno segnalato la situazione al numero unico per le emergenze 112. È intervenuta la Polizia di Stato che ha intercettato l'uomo, di fatto portandolo in salvo. Un corteo con un centinaio di manifestanti ha sfilato nel pomeriggio a Gradisca di Isonzo per chiedere la chiusura del centro per il rimpatrio, il CPR, presenti associazioni, sindacati ed esponenti del centro-sinistra, tra i quali diversi consiglieri regionali. Ecco com'è andata. Dopo soprattutto le ultime rivolte che sono successe, che sono sempre più frequenti nel CPR di Gradisca di Isonzo, siamo a chiedere la chiusura, soprattutto dopo che è stata portata una mozione in Consiglio Comunale sottoscritta da tutte le forze di maggioranza, quindi siamo vicini anche come amministrazione. Corteo questo pomeriggio a Gradisca di Isonzo da parte delle forze del centro-sinistra per chiedere la chiusura del centro per i rimpatri. Sono più forze di sindacati di polizia anche che stanno continuando a chiedere la chiusura per inagibilità del centro. I ragazzi sono in delle condizioni degradanti, arriva un comunicato del Comitato Europeo Antitortura per l'appunto. Questa è una tipologia di strutture che violano i diritti, perché tutte le persone che qui sono rinchiuse sono persone che non hanno, se hanno commesso
dei reati hanno già comunque scontato la loro pena e comunque non risolve assolutamente il problema, ma anzi è solo una misura di estrema crudeltà, perché viene tolta, diciamo, la libertà privata solo per motivi propagandistici. Linda Tomaszczyk, ex sindaco qui a Gradisca di Sonzo, conosce bene il tema del CPR, del Centro per i Rimpatri. Siamo convinti che il CPR sia un problema per le persone che vi sono recluse, per il personale che si trova in condizioni molto difficili ad agire e per tutta la nostra cittadinanza. Contribuisce a purtroppo rendere conosciuta Gradisca per una questione che non ci appartiene, che è stata calata sulla nostra città. Per quello di Gradisca e per tutti gli altri, dal momento che la soluzione che la destra dà al problema dell'immigrazione irregolare è rimpatriamoli tutti. Noi sappiamo che ci sono 500.000 di stranieri irregolari definiti clandestini e sappiamo che questo sistema riesce a rimpatriare 3-4.000 ogni anno. Capiamo bene che c'è solo demagogia e propaganda e così non si risolvono i problemi. Da un corteo a un altro ci spostiamo a Trieste, sempre con le immagini di Alessandro Carelli, un corteo di circa 300 più persone che ha sfilato, corteo contro l'omotransfobia, una sfilata dei manifestanti tra canti, bandiere, musica, cori e anche tanti balli, vedete nelle immagini, un corteo formato da varie associazioni tra cui Arcigay Trieste, Gorizia e Udine, Agedo, FVG Pride, Alfilune, Euforia Trans, Iris e Famiglia Arcobaleno. I partecipanti, come detto, hanno sfilato lungo alcune delle principali vie cittadine, ritrovo in Piazza della Libertà, poi via Ghega, Piazza Oberdan, via Carducci, Piazza Goldoni, Corso Italia, naturalmente hanno percorso anche le rive per poi approdare in Piazza dell'Unità d'Italia. Non solo un corteo per chiedere rispetto ovviamente, ma anche per chiedere ogni tipo di tolleranza, di rispetto, chiedere l'autodeterminazione di tutte le persone a tutte le età, chiedere ascolto e rivendicare i propri diritti, i diritti di tutti, così anche dalle parole di chi ha preso megafoni e microfono e ha parlato alla cittadinanza in questo corteo, appunto dicevamo un po' più di 300 persone, corteo contro l'omotransfobia. E ora una segnalazione per la rubrica Io chiamo Tele4. Siamo stati in via del Veltro perché in una zona della via tra i civici 75 e 77, dove ci sono i cassonetti della spazzatura, c'è una vera e propria emergenza di topi, ratti, ma anche vere e proprie pantegane. Abbiamo parlato con i residenti e vi mostriamo anche le immagini di quanto succede ormai da qualche mese a questa parte in via del Veltro. Ecco. Per la rubrica Io chiamo Tele4 arriviamo in via del Veltro dove di fatto c'è un'emergenza topi e pantigane. Ne parliamo con Marino e con altri residenti. Marino, che cosa sta succedendo qua? Sta succedendo che ormai da diverso tempo, qualche mese, siamo invasi dai topi, ratti e pantegane anche. Purtroppo loro hanno fatto dei nidi qua in questo terreno che probabilmente è delle Ferrovie dello Stato. Questo cancello è chiuso, come si può vedere, con lucchetto e catena. Secondo quello che abbiamo chiesto all'ufficio igiene urbana del Comune di Trieste, di intervenire per fare una bonifica totale. Marino, se ci avviciniamo ai cassonetti, perché poi è qui che vanno, come dire, a svernare i topi, certo, le pantigane, certo. Li abbiamo anche filmati, li abbiamo visti, uno lì in questo momento, sì, e quindi quando... Eccolo, là sono due, vedi? Sì, ne vedo forse anche un terzo lassù. Ecco, loro camminano tranquillamente, vanno dove vogliono, ecco, la gente è preoccupata. E rischiano di entrare nei garage? Sì, sì, certo. E quando vengono aperti anche i cassonetti dalla Cegas per svuotare dall'immondizia? Assolutamente, ce ne sono dentro e gli addetti hanno anche... Sì, hanno espresso un po' di timore, di paura, no? Anche loro lavorano, hanno i guanti, sono ben attrezzati. Anche lei si unisce, insomma, a questa richiesta? Io mi unisco a Marino, condivido tutto quello che ha detto Marino e anche nel parco qua sopra l'altro giorno c'erano che passeggiavano, quindi
è un'emergenza da provvedere, insomma, perché non è una roba vivibile sta qua. Azioni, immagino. Sì, io e anche altri consiglieri hanno presentato segnalazione al Comune nei giorni passati e informalmente abbiamo avuto come risposta che c'è stato un passaggio di pulizia aggiuntiva di quest'isola ecologica e che hanno contattato le ferrovie dello Stato, che sono a quanto pare il fulcro del problema adesso. E noi come circoscrizione continueremo a vigilare, a sentire i condomini per vedere l'evolversi la situazione e anche a premere sul Comune perché questi contatti con le ferrovie portino a un risultato in tempi stretti. Noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, ma torniamo fra poco con altri servizi, state con noi. L'importanza di recarsi al voto per il referendum dell'8 e 9 giugno è stata ribadita dalla CGIL nel corso di un incontro. Sentiamo. Abbiamo un vulnus democratico importante che è proprio l'astensione al voto del nostro Paese. I referendum tra l'altro sono proprio un esercizio di democrazia, di scelta diretta da parte delle cittadine e dei cittadini. Lara Ghiglione della CGIL è costretta a sottolineare come anche questa volta la consultazione referendaria rischi di passare inosservata e non raggiunga il quorum. CGIL ha dato vita al Cinema Ambasciatori ad un incontro pubblico nel corso del quale sono stati affrontati i quesiti referendari e il sindacato ha ribadito la propria linea. Siamo schierati per il sì perché pensiamo che ci siano norme sul lavoro che debbano assolutamente essere cambiate perché hanno peggiorato moltissimo le condizioni di chi lavora rendendo più diciamo precari ma anche molto più ricattabili lavoratrici e lavoratori. Ghiglione ha inteso però sottolineare un altro punto, ovvero il significato di genere che questa tornata di referendum porta con sé. Sono più precarie, rinunciano al lavoro dopo la maternità per tutta una serie di diciamo condizioni tra le quali diciamo i servizi pubblici che sono carenti. Noi dobbiamo ridare protagonismo alle donne nel lavoro per far crescere il Paese, ce lo dicono tutti gli economisti. I paesi dove le donne lavorano meno sono quelle che crescono meno anche dal punto di vista economico. Un acquario per la sala d'attesa del reparto di pediatria dell'ospedale San Polo di Monfalcone è la donazione del Rotary Monfalcone Grado che migliora dopo 20 anni la struttura già esistente. Da 25 anni un acquario accoglie i piccoli pazienti del reparto di pediatria dell'ospedale San Polo di Monfalcone, rendendo un po' meno traumatica l'attesa dei bimbi e delle loro famiglie. Il club Rotary Monfalcone Grado, autore della donazione, in occasione del suo trentennale ha messo a punto un progetto di rifacimento completo dell'acquario. L'idea di questo service in realtà è nata più di 20 anni fa, dall'idea di alcuni soci di quel tempo. Poi noi negli anni abbiamo sempre investito ogni anno per tenere in ordine con l'aiuto degli operatori dell'ospedale e poi quest'anno per i nostri 30 anni di vita del nostro club abbiamo deciso di rinnovare l'acquario, quindi con delle tecnologie più moderne. Il rinnovato acquario è stato quindi inaugurato con una cerimonia nella quale la dottoressa Dragovic, che dirige la pediatria, ha sottolineato l'importanza di ogni elemento che contribuisca al benessere dei bambini. È difficile da dire, però è una cosa fondamentale nell'accoglienza dei bambini, nel senso che i bambini, se sono accolti bene, sia dal personale che anche dal contesto, alla fine diluisce le tensioni, diluisce la paura, diluisce un momento difficile per loro. Quindi questo è un valore assoluto che Rotary ha perfettamente interpretato, tra l'altro con un acquario meraviglioso, abbiamo sentito prima di quasi 500 litri d'acqua con quasi 100 pesciolini dentro e ci hanno detto, in base alle ditate che abbiamo già visto nell'esterno dell'acquario, essere stato molto gradito a chi è loro dedicato. È molto importante perché rappresenta un esempio bellissimo di umanizzazione delle cure e rappresenta anche molto bene la professionalità con cui il reparto di pediatria accoglie i bambini e i loro genitori, due entità inscindibili direi. Applausi senza fine al Teatro Verdi di Trieste per la prima dell'opera Rigoletto diretta dal maestro Daniel Oren. Vediamo. Questo quella per me pari solo a quant'altre d'intorno mi vedo, del mio cuore l'impero non cedo, meglio ad una
che ad altra beltà. Grande successo al Teatro Verdi di Trieste per la prima di Rigoletto, quarto allestimento della stagione lirica in scena fino a domenica 25 maggio. Pregevoli costumi e regia, quest'ultima curata da Vivian Hewitt, che torna al Verdi dopo il Rigoletto del 2013 al Carlo Felice di Genova, ispirato al progetto di Rolando Panerai. Sul podio, per la seconda produzione consecutiva, l'acclamatissimo maestro Daniel Oren, reduce dal successo della Lucia di Lammermoor. Bella figlia dell'amore. Tra i titoli più amati dal pubblico triestino, Rigoletto debutta in città già nel 1852, a un solo anno dalla prima rappresentazione veneziana, e viene riproposto con regolarità fino all'ultima produzione del 2022. Il ruolo del protagonista è affidato ad Amartushin Enkebat, tra i baritoni più richiesti del momento, originario della Mongolia, che interpreta la parte che lo ha consacrato alla Scala. Al mostro sacro della lirica internazionale si affiancherà il giovane baritono coreano Yong-Hyung Park, due l'interpreti anche per il ruolo di Gilda, la giovane albanese Enkeleda Kamani e la spagnola Sabina Puertolas, che ha affrontato il ruolo alla Royal Opera House di Londra. È davvero tutto dal notiziario di Tele4, grazie per averci seguito e buona serata.